bitch. Hola! E allora ultime direttive di Fabio Bencic, tutto pronto per questa finalissima Krese Cup Trieste. Si parte, due squadre che sono già qualificate alle semifinali regionali che andranno in scena, scusate, venerdì qui sul campo 1, ma chiaramente questo è l'epilogo più ambito per quanto riguarda la Krese Cup Trieste. Due squadre che sono arrivate con un ottimo percorso fin qui e ci mancherebbe altro. Costalunga che è passata dagli spareggi battendo 5-3 CMG, prova subito a farsi vedere con Jovic con questo pallone all'indietro, chiusura di Simone Mervic. Adesso Fantina, pressato da Axia, il doppio passo, subito il destro da fuori, Zetto, primo intervento per lui. 1 minuto e mezzo di gioco, sarà una serata importante anche per i due portieri. Besic. Viene incontro Marco Marjanovic, arriva anche Mario Solaia, al limite, dimenticato dagli avversari, non riesce però il controllo, poi Tomizza se ne va con un elegante sombrero. Ottima la frenata, ancora Tomizza, destro subito, Zetto ancora. Già secondo intervento di una discreta difficoltà per Gianluca Zetto. Riparte Costalunga velocissimo con Axia, Jovic, Solaia. Mario Solaia. Va a puntare Tomizza. Smista a destra per Marco Marjanovic che prova subito il destro, deviazione sotto porta. Il tocco è stato arancio secondo Bencic. Jovic. Quinto minuto, ancora 0-0. Mervic prova a girarsi nel traffico di maglie gialle, viene fermato da Lauro e Solaia. Lo scarico con la suola del numero 3, Jovic si infila tra Mervic e Tomizza, accelera col destro, Bacci la tiene lì. Meno impegnato del collega Gianluca Zetto, ma tutti e due molto molto sul pezzo in questo avvio. Adesso ci prova Mervic di nuovo. Adesso Fantina. Prova a resistere al ritorno di Axia, altra frenata col mancino, lo chiude! Il gol di Cristian Fantina! Rimane immobile stavolta Gianluca Zetto, niente da fare, non ci sarebbe arrivato neanche Plastic Man su sto tiro. Troppo potente, troppo preciso il rasoterra. E troppa grazia nella preparazione di questo tiro di mancino, con la solita tecnica, lucidità, precisione. Pallone verso Tomizza, la chiamano in due qui a destra, Fantina che fa andare a vuoto Jovic, Fantina poi aspetta un po' troppo, lo recupera il numero 13, c'è però Boccuccia a rimorchio, dentro per Tomizza, non passa, la prende Solaia che poi fa ripartire Steiner, attenzione ad Andrea Steiner, subito col destro, deviazione di Geroni, Bacci miracolo, ancora grandissima parata di Bacci, col corpo dalla parte opposta, il pallone destinato a spiazzarlo. Alza il piede e respinge in scivolata. E ora Solaia o Milan Jovic. Fantina e Tomizza in barriera. Occhio anche a Steiner e Axia davanti a Bacci adesso. Arriva il fischio, parte Mario Solaia. Palo clamoroso. Che siluro di Mario Solaia. Ci butti giù la porta Mario se ne tiri un'altra così. Dobbiamo rifare i pali. Ancora Cristian Fantina. Mervic parte come una spia, Besic viene servito sul lato destro, grande giocata, attenzione. Mario Solaia anticipa Zetto, per poco non appoggia in rete. Adesso Solaia vede Marco Marjanovic che ha spazio sulla sinistra, tocco dentro. Non per Solaia, ci arriva Steiner. Ancora Solaia, Jovic con il controbalzo. La palla resta lì. Arriva anche Boccuccia a dar fastidio al portiere avversario. Parte Tomizza col destro. Zetto la vede forse all'ultimo, centrale ma potentissima. E Gianluca Zetto mette in corner. Grande intervento, già il terzo della sua partita. Sul gol di Fantina invece non poteva farci assolutamente nulla.
quello che più gli interessava sicuramente era salvare questa situazione pericolosa. Ora c'è Fantina che può calciare la finta sul mancino. Ha fatto tutto meravigliosamente bene. Il sinistro, che sembrava a quel punto un rigore in movimento, finisce alto. Adesso Jovic, la risposta di Costalunga a 2 minuti ormai dallo scadere del primo tempo, salvo recupero. Milan Jovic vuole il destro, parte il tiro e passa sul primo palo. Sorpresi tutti, sorpreso per la prima volta nelle ultime partite Bacci, sorpreso il pubblico, arriva il pareggio. Milan Jovic riesce a bucare il primo palo di Manuel Bacci, pallone che forse pizzica anche il palo prima di insaccarsi. Vediamo il padre che festeggia qui in tribuna. Adesso Mervic, pescato sulla sinistra, viene fermato, occhio a questo rimpallo che favorisce Steiner. Si dimentica per un attimo del pallone, c'è però Jovic a destra. Tomizza e Boccuccia su di lui, vuole ancora il tiro col destro Jovic. Bacci stavolta sul primo palo, non si fa infilare. Scaduto nel frattempo il 25esimo regolamentare. C'è ancora però una possibilità, forse l'ultima di questo primo tempo. Parte la battuta all'indietro, respinge Sandy Besic, non c'è più tempo, si va al riposo. Intervallo di questa finalissima Krese Cup Trieste, 1-1 tra Termosoc SRL e Costalunga. Vantaggio degli Arancio con Cristian Fantina al minuto 6, pareggio a 2 minuti dall'intervallo ad opera di Milan Jovic. Inutile aggiungere che il primo posto è ancora tutto da decidere nel secondo tempo, che partirà tra pochissimi minuti. Allora fischia Bencic, siamo pronti, si è ripartiti qui sul campo 1, secondo tempo della finalissima Krese Cup Trieste, 1 pari all'intervallo tra Termosoc in maglia arancio e Costalunga in maglia giallo-nera, reti di Cristian Fantina e Milan Jovic all'inizio e alla fine del primo tempo. Staremo a vedere in questi 25 minuti se basteranno 25 minuti o se ci vorranno supplementari ed eventualmente rigori per decidere la vincitrice di questa Krese Cup Trieste, 13ª edizione. Ricordiamo squadre, queste due, che sono già comunque qualificate alle semifinali regionali Krese Cup, che vedranno coinvolte anche le sfidanti friulane che scenderanno a Trieste per dar battaglia venerdì sera. Poi dopo le semifinali ci sarà la finalissima regionale sabato. Non è detto che chi perderà stasera abbia modo poi di rifarsi per il titolo regionale proprio sabato. Adesso Jovic, Bacci subito. Ancora Jovic, che abbiamo scoperto che questo movimento spostandosi la palla ce l'ha, e come, poi il corner che non passa. Nuovamente Jankovic, testa alta. Jovic adesso più attendista Termosoc, che era partita a razzo nel primo tempo. Jovic prova con la punta del piede, non facile per Bacci, ma per sua fortuna centrale, e la tiene in 2 tempi. Adesso Geroni per Boccuccia. Ne mette addirittura 4 Zetto, che adesso placca Mervic con un sorriso. Parte Besic, sinistro, Jovic sulla linea. Pallone destinato in porta, Milan Jovic decisivo non solo in attacco ma anche in difesa. E ora anticipa Aleksandar Marjanovic, palla che però gli sfugge in out. Ancora Fantina, smista verso Mervic che tocca Sandy Besic, che scappa sul destro, cerca il tiro, Zetto non controlla questa bordata sul primo palo, concede il corner. La tiene lì con la consueta sicurezza. Ora Geroni, Besic messo in crisi da questo passaggio. Ottimo il pressing di Steiner che cerca il tiro, c'è una deviazione, pallone che carambola sul palo ma Besic in caduta la colpisce col braccio e allora calcio di
Adesso Jovic, poi Besic col piattone, Tomica smorza con la testa. Deve vedersela con Milan Jovic, vuole il tunnel, Tomica passa insistendo in mezzo a due, riesce ad arpionare il pallone, c'è Fantina, attenzione Fantina! Gianluca Zetto, miracolo. Si aspetta il fischio di Fabio Bencic, arriva adesso Solaia, tocca per Steiner, addosso Besic. A parte qualche fallo di troppo, prestazione di grandissimo sacrificio e di concentrazione di Sandy Besic in difesa. Solaia, occhio, può provare anche da lì, diventa un assist per Axia! Nessim Axia! 20° minuto, vantaggio Costalunga che torna avanti. Dopo aver raggiunto e superato l'avversario a 5 minuti dall'eventuale recupero, arriva il 3-2 Costalunga. Ci provano adesso con questo calcio da fermo, Fantina disorienta Steiner, spazio per il destro, ancora Milan Jovic. (24:30), vedremo Bencic quanto vorrà recuperare. 4-2 Costalunga, si conferma squadra solidissima. Adesso Fantina prova a smentirci con un grande lavoro, sinistro Zetto, parata, salva risultato, salva tranquillità di Gianluca Zetto. Rimessa laterale per Besic, lampi e tuoni all'orizzonte. Lauro spazza via Campanile, Bencic guarda il cronometro e dice che ci saranno 2 minuti di recupero. Mario Solaia deve congelare il possesso Costalunga per tenere i 2 gol di vantaggio. Ci prova invece Jovic, che dopo il gol che ha aperto le danze, dopo i salvataggi sulla linea per la sua porta, voleva concedersi anche il lusso della doppietta. Ormai manca pochissimo per il triplete giallo-nero. Era il signor Marjanovic che chiedeva a Bencic di mettere fine alla partita. Viene accontentato adesso. Dopo 2 minuti di recupero arriva il fischio finale, addirittura invasione di campo. Che succede qua? Rischiano anche i gioielli di famiglia, però riescono ad arrivare sul campo 1. Finisce quindi questa finalissima Crese Cup Trieste, 13ª edizione, 4-2 per Costalunga. La successione delle reti, vantaggio Termosoc con Cristian Fantina al 6° del primo tempo, pareggio di Jovic al 23°, poi ritorna in vantaggio, anzi va in vantaggio Costalunga al 10° minuto con Mario Solaia su rigore, pareggio di Cergol subito dopo, pratica dopo 1 minuto, ma nel finale al 20° Axia e al 23° Andrea Steiner fissano il punteggio sul 4-2. A questo punto rimarrà lo spazio interviste per i protagonisti di questa finalissima. Costalunga si laurea per la prima volta campione della Crese Cup Trieste. Non saranno però finiti gli impegni per le 2 finaliste di questa sera. Venerdì sera infatti semifinali regionali
contro le prime due classificate della versione friulana della Crese Cup. Domani sera invece sarà il momento delle semifinali Crese League, per cui altra serata, tempo permettendo, assolutamente da non perdere. Prima delle interviste ringraziamo soltanto in velocità gli sponsor principali di questa manifestazione sportiva. Sono Danfer, Centro Commerciale Torri d'Europa, Pianeta Moto, NCA Web, Nuova Casa dell'Adesivo, Centro Revisioni Prosecco, Poliambulatorio Fisiosan e Decathlon Muggia.